Tra i video. Eccoci qua, buonasera, buon inizio settimana a tutti, benvenuti e bentornati a 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Matteo Merlin, manager del distretto delle Terre Piane. Ma andremo a chiedere direttamente a Matteo che cosa sono queste terre piane, questa realtà della provincia di Verona con aspetti particolari, ma sarà lui a spiegarceli e a presentarceli. Buonasera Matteo e benvenuto a 4 domande A. Buonasera Matteo e buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, terre piane. Che cos'è questo distretto delle terre piane e quali sono i suoi obiettivi? Allora, il distretto delle Terre Piane è un ambito territoriale riconosciuto dalla Regione Veneto che nel caso specifico comprende i comuni di Bovolone, Casaleone, Cerè e Sanguinetto, quindi è un distretto territoriale, quindi non un distretto specificamente urbano che riguarda una sola città, ma riguarda un tessuto di imprese commerciali che fanno capo, o meglio, che appartengono a questo territorio abbastanza ampio, ma che ha come caratteristica quella di essere abbastanza comune come tipologia di sviluppo e come tipologia di offerta sia commerciale che artigianale, industriale. È il distretto del mobile, per capirci, no? Nella sua... Poi è vero che ci sono anche altri comuni più piccoli magari che hanno anche loro aziende del mobile, però la nostra è proprio il cuore, Cerè Bovolone, dove è nato, Bovolone dove si è sviluppato, e Sanguinetto e Casaleone che ovviamente hanno anche loro dato il loro bel contributo. Allora, la Regione riconosce i distretti come unità territoriali su cui centrare e concentrare tutte le azioni di coordinamento, o vorrebbe concentrare le azioni di coordinamento, che vanno dall'innovazione all'integrazione, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio, attraverso degli interventi mirati che nel nostro caso specifico riguardano sia l'abbellimento e la strutturazione di ambienti urbani favorevoli al commercio. Pensiamo ad esempio al miglioramento dei marciapiedi, dell'illuminazione, quindi lavorare anche sulla sicurezza attraverso la videosorveglianza, creare e ottimizzare i collegamenti tra i parcheggi e i centri dove ci sono i negozi. Cioè tutte queste attività, diciamo così, strutturali che comunque sono propedeutiche a fare in modo che la gente possa camminare ed acquistare in totale sicurezza e con calma e tranquillità all'interno dei nostri centri urbani. E poi ovviamente cercare attraverso delle attività di animazione e di coordinamento tra le Proloco per esempio, e ideando anche delle azioni di attrattività, portare il consumo il più possibile, il consumo quindi i clienti il più possibile sul territorio. Diciamo il motto, le due linee guida che io mi sono dato sono appunto innanzitutto l'unione fa la forza, e secondo dobbiamo prima cercare di fare in modo che siano primi i cittadini dei comuni stessi che per primi consumano sul territorio, cioè acquistano sul territorio, perché se non ci credono loro è difficile che poi ci creda qualcun altro. Quindi in questo caso vanno anche fatte conoscere le attività commerciali che tante volte non si conoscono, perché i piccoli negozi sono molto affettivi, no? Come rapporto, cioè sono dei negozi che noi sappiamo che sono lì ma non ci siamo mai andati perché, mentre in un libero servizio inteso come una grande superficie di vendita si va anche per curiosità, nel piccolo negozio tante volte si ha sempre quella remora, no? Perché uno dice, ma dopo se vado dentro e non compro magari, o chiedo e poi non mi interessa niente, faccio brutta figura. Invece bisogna superare questo attraverso un percorso di avvicinamento dei negozi verso i cittadini e un percorso anche di avvicinamento dei cittadini verso i negozi. E altro elemento, diciamo, importante è cercare di capire quanto nel nostro territorio ci possa essere un'attrattività per quanto riguarda il turismo che ovviamente non possiamo pensare a un turismo di lunga durata, ma possono essere semplicemente delle escursioni, quindi delle proposte di escursioni, anche queste che sicuramente hanno modo di trovare soddisfazione sul territorio, perché tante cose sono e noi molto spesso non conosciamo o non sappiamo strutturare bene dal lato dell'offerta, per magari rendere attrattivo il nostro territorio al circondario, che non riguarda solo Verona e il Lago, ma riguarda anche Mantova, riguarda anche la zona di Padova, la zona del Delta del Po, quindi siamo baricentrici rispetto a un territorio vasto e estremamente interessante. Sì, anche perché poi
coinvolgendo anche il settore della ristorazione e dei menù particolari con dei prodotti tipici del territorio potrebbero essere quel quid in più per far avvicinare una tipologia del turista che magari soggiorna sul lago di Garda, ma per curiosità viene a visitare la vostra zona, può trovare qualcosa di diverso, un'offerta diversa dal punto di vista ristorativo o qualcosa dal punto di vista della tradizione, come dicevi tu, del mobile d'arte, e avviare anche questa scoperta di questo mobile d'arte. Ma appunto questo, come dicevo, le 4 comuni, Cerebbo, Bologna, Sanguineto e Casaleone, non vivono solo di mobile d'arte. Com'è strutturata l'economia di questo territorio? Ma allora diciamo che se un tempo, adesso non ricordo, dalla mia esperienza amministrativa dei primi anni 2000, ma ancora prima, quindi parliamo degli anni del boom economico, che qui da noi è comunque cominciato negli anni 60-70, arrivato fino agli anni 80, dove probabilmente l'indotto del mobile d'arte diretto, l'indotto e comunque legato al legno, forse copriva il 70% delle attività economiche, probabilmente anche di più, anche l'80%. Oggi siamo attorno al 55-56%, anche se non sembra. Almeno come numero di partite IVA, in qualche modo, cioè il numero di aziende. Poi è vero che sono rimaste piccole e, diciamo, fortunatamente a fianco a queste c'è stata una operazione di diversificazione che ha portato anche importanti aziende della logistica, aziende legate alla metalmeccanica, legate all'alimentare, quindi distribuzione alimentare, trasformazione alimentare. A Bovolone ci sono delle realtà importanti di trasformazione alimentare. Sanguinetto, lasciamo stare la vecchia storica fabbrica ex Knorr, no? Che era forse una delle più grosse del territorio, e Cerea poi nella distribuzione, ma anche nella trasformazione. Quindi insomma ci sono Casaleone, il famoso pastificio, insomma ci sono veramente delle realtà importanti che hanno creato sicuramente un tessuto diversificato e quindi maggiori opportunità di lavoro, ma anche hanno dato un'alternativa al mobile che si sta sempre più specializzando, quindi diciamo forse nella qualità e nella subfornitura di qualità, molto meno nella vendita diretta al pubblico in sede, quindi le vecchie vie del mobile che attraversavano diciamo, da Sanguinetto a Cerea, passando da Casaleone e poi verso Legnago e poi verso Bovolone, sono sempre meno importanti perché comunque le persone si spostano meno e vanno diciamo è più chi produce che si deve portare verso il cliente, che è il cliente che viene ad acquistare qua. Quindi diciamo c'è un tessuto abbastanza vario, direi dinamico. Adesso vedremo che cosa succederà dopo questi mesi di difficoltà oggettiva. Io sono convinto che si sapranno risollevare benissimo, e soprattutto quelli che hanno saputo investire in tecnologia, in know-how, in conoscenza, in mercato, nel commerciale, e quindi creando reti di relazioni commerciali importanti. Io credo che non avranno grosse difficoltà, quantomeno insomma si risolleveranno. Altri, magari più marginali, avranno sicuramente qualche difficoltà in più. Ecco, questo però al momento è ancora difficile da dire. Quello che mi piace del territorio è che ha una diversificazione importante. Tante aziende neanche sappiamo che ci sono, magari aziende che vendono nel mondo eccellenze o che producono, che sono subfornitori di realtà importanti a livello nazionale e internazionale, ma che noi conosciamo perché è un po', se vogliamo, è il lato negativo del non essere commerciali in senso di farsi vedere, è anche il positivo di essere umili, lavorare in silenzio e con magari poca visibilità, che da un lato è bello perché dà l'idea della mentalità così artigianale e molto umile, molto del saper fare, ma dall'altro lato forse servirebbe un po' più di capacità nel farsi vedere per essere più anche sul mercato e dare maggiore anche prestigio e visibilità al territorio, che sicuramente queste conoscenze e competenze le ha. Sì, soprattutto quello, sapere vivere in un paese dove ci sono delle realtà che vendono a livello internazionale ti dà orgoglio di vivere, di continuare a vivere in quel territorio, perché il problema ulteriore è che la gente lascia questi centri per spostarsi in zone verso la città e abbandona
abbandona la zona. E praticamente tu in un solo progetto stai cercando di far collaborare insieme le attività produttive di 4 comuni, non uno, ben 4 comuni. Quali sono le maggiori difficoltà, oltre ovviamente ai campanilismi, e se dovessi convincere un imprenditore ad investire in questa zona, come fai? Allora, intanto la cosa positiva, io sono manager del distretto da febbraio, quindi io sono stato nominato, diciamo così, investito della carica dopo aver partecipato a una gara di selezione di esperti che potevano fare potevano ottenere questo incarico, quindi comunque diciamo non sono l'unico ovviamente che ha e che pensa di cimentarsi in questa esperienza. Sicuramente dal mio punto di vista voglio darmi come dire, l'appellativo di coraggioso, perché lavorare con un distretto che comprende 4 comuni storicamente campanili un po' in concorrenza tra di loro non è facile. Però devo dire dall'altro lato che questi primi mesi mi hanno fatto rendere conto che le 4 amministrazioni stanno lavorando insieme, stavano già collaborando su altre cose, e devo dire che pensavo, almeno ero rimasto un po' con l'idea che i campanili fossero ancora belli in piedi, come dire, no? E belli, esatto. In realtà forse per vari motivi, insomma, perché negli anni si è capito che soprattutto a livello amministrativo i soldi sono, diciamo, o dovrebbero, io me lo auguro, meno a pioggia e più destinati a progetti, e soprattutto a progetti condivisi, e quindi la necessità, come si dice, fare squadra, che tante volte rimane una parola che lascia sempre il tempo che trova, no? Perché Esatto. ci si riempie col fare squadra, fare sistema, poi alla fine ognuno va per conto suo. In realtà devo dire che in questi mesi di inizio attività l'ho percepita, cioè c'è veramente questa volontà di fare squadra. Io, da canto mio, ho impostato il lavoro in una condivisione totale, cioè c'è i progetti e le cose che sto portando avanti. Ogni lunedì sera noi ci incontriamo in una video chat con i referenti delle amministrazioni, i miei referenti delle amministrazioni, con cui condivido e ci confrontiamo sulle cose che stiamo portando avanti, e devo dire che questo è quantomeno dà l'idea di una forte volontà di andare avanti uniti e coesi. Per cui dal lato delle amministrazioni, diciamo, la partenza è stata ottima. Le aziende le vedremo, abbiamo già coinvolto su alcuni progetti alcune aziende che stanno lavorando nel senso stanno lavorando all'interno di questi progetti. La mia idea era quella di fare degli incontri sul territorio già a partire da marzo, poi il Covid ha creato questo allontanamento fisico, per cui probabilmente rimanderemo tutto ai prossimi mesi. Adesso ormai l'estate è qua, e quindi vedremo magari di fare degli incontri sul territorio a partire dall'autunno. Gli incontri sul territorio sono importanti perché deve esserci condivisione, devono conoscere, devono avere fiducia del distretto, al di là della mia persona, comunque del distretto e di quello che stiamo portando avanti, perché se non ci sono le aziende il distretto diciamo non esiste di fatto. Ecco, per quanto riguarda poi, ovviamente è un distretto del commercio, quindi l'obiettivo e il focus è sulle aziende commerciali, principalmente in diciamo le attività commerciali e artigianali con vendita diretta, pratica i negozi di vicinato, per capirci. Però è ovvio che l'obiettivo del distretto è quello di aggregare tutti quelli che si chiamano i portatori di interesse, no? Quindi dalle banche alle aziende più grandi, alla grande distribuzione, chiunque possa dare qualcosa che può essere utile al mantenimento e allo sviluppo dei centri storici, che sappiamo essere, o meglio, dover essere sempre più qualificati, sempre più attrattivi, ma nello stesso tempo sappiamo anche essere il presidio sul modo di vivere italiano, lo stile di vita italiano, che è quello dei centri urbani, della gente che va fuori, che va al bar, che parla, che chiacchiera. A me ho forse ancora una visione romantica del negozio che va fuori dal proprio locale, magari con
con l'espositore che si porta sul marciapiede, che mette in mostra la merce. Ecco, proprio per cercare di avvicinare le persone che tante volte per comodità prendono la macchina e vanno via, insomma, ma perché non conoscono il territorio. Adesso se e probabilmente qualcuno che ha occhi attenti gira nei nostri negozi, nei nostri centri storici, per quanto non particolarmente attrattivi nel senso urbanistico del termine, cioè non è una città, non abbiamo città murate, città con piazze particolari, insomma, sono contesti urbani che sono nati su strade di scorrimento, in cui lungo la strada sono nate le case e poi sono sviluppati verso l'interno. Però possono essere, e sono stati fatti negli anni degli interventi urbanistici interessanti da parte delle amministrazioni che hanno dato comunque un po' di ordine. Ecco, si tratta semplicemente di far vedere che cosa c'è e far capire alle persone che ci sono dei negozi importanti e che, ad esempio, una delle cose che ho fatto proprio come test, poi chiaramente non è un test scientifico perché è un test che ho fatto io proprio empirico, no? Sono andato a prendermi e vedere che marchi, che prodotti ci sono sul territorio, ho visitato alcuni, ho guardato da fuori alcuni negozi che secondo me potevano essere interessanti, sia su Ciarea, su Bovolone, ma anche su Sanguinetto e su Casaleone, anche se in misura più ridotta, e poi magari si va a cercare online i prezzi di alcuni prodotti. Bisogna dire la verità, non è detto sempre che siano più cari, perché uno pensa che siano cari, no, i negozi di vicinato, ma nel tempo, forse anche grazie o a causa della concorrenza, si sono adeguati molto a politiche distributive più aggressive, anche perché molti dei marchi che trattano, vendendo in canali diversi, hanno capito che non possono trattare il piccolo commercio in maniera diversa rispetto alla grande distribuzione. Sì, per carità, la grande distribuzione può avere dei vantaggi, però come si faceva una volta, non è che al negozio gli faccio lo sconto 10 e poi vado da quello più grosso gli faccio il 50, no? Perché no, c'è abbastanza e infatti anche confrontando costi online, sì, qualcosa sicuramente, poi ci sono le campagne, Black Friday, eccetera, che creano scompiglio, però in linea di massima non c'è grande differenza. E se mettiamo insieme a questo anche quello che potrebbe essere un rapporto più umano, no? Esatto, un rapporto umano, un rapporto di conoscenza, le quattro chiacchiere, ma anche tante volte che i negozi che si sono evoluti, che hanno imparato anche a gestire il cliente, prendono a cuore le esigenze del cliente, per cui se il cliente ha problemi ritirano il prodotto, si danno da fare, lo riparano, glielo riportano, insomma c'è veramente un'evoluzione che secondo me può essere la strada per mantenere il commercio su piccola scala sul territorio, oltre al fatto che abbiamo visto, mi auguro che non succederà mai più, però abbiamo visto con l'emergenza Covid quanto i negozi di vicinato siano un'alternativa. Ora, da noi, posso dire, in maniera ci sono e quindi effettivamente i grossi problemi non hanno creati, sono organizzati nella distribuzione, nel delivery, eccetera. Però, per esempio, esperienze di distretti o di territori più marginali dove la mancanza di negozi di vicinato si è fatta sentire tanto nei servizi. E questo effettivamente non possiamo pensare che il nostro futuro, anche dei territori in pianura come i nostri, che al momento non hanno particolari problemi di spopolamento in senso commerciale, ma non possiamo pensare che il futuro sia quello di spopolare e di ridurre la parte, diciamo, di offerta commerciale di vicinato. Anzi, dobbiamo cercare di affiancare gli operatori economici per dar loro degli strumenti conoscitivi e anche strumenti commerciali e di coordinamento, perché questo è il lavoro del distretto delle amministrazioni, perché questi rimangano e trovino utile rimanere sul territorio. Questa è un po' la finalità, diciamo, principale, che è quella che poi, come chiedevi tu, è lo scoglio da superare, cioè i campanili delle amministrazioni sono 4, facciamo una riunione, mi sembra che il problema sia superato, le attività commerciali sono qualche centinaio e quindi quelle bisognerà incontrarle, far capire loro che magari se possono collaborare o lavorare su progetti comuni, male non fa, anzi va a vantaggio di tutti. Beh, se ti può far piacere, in questi 2 mesi di interviste ho potuto vedere che le aziende sono pronte ad investire se trovano di fronte delle amministrazioni e dei progetti ben chiari. E qua mi sembra che il distretto stia lavorando su questo, quindi
vedrai che le aziende rispondono. Lo penso anch'io. Appunto, arriviamo su quali sono i punti di forza e i limiti e soprattutto le necessità più immediate affinché il progetto possa espandersi e consolidarsi. Allora, sì, mi riallaccio all'ultima domanda, o meglio, una parte della domanda precedente. Tu mi chiedevi quali possono essere gli elementi di attrattività, se non ricordo male, di aziende che si vogliono stabilire sul territorio. E un po' sono legati ai punti di forza del territorio. Allora, qui dovremmo fare dei distinguo. Allora, innanzitutto, se parliamo di aziende commerciali e quindi diciamo negozi di vicinato, penso che dovremmo fare un lavoro di revisione, penso a una revisione probabilmente anche degli strumenti urbanistici, delle modalità di fruizione del centro, anche di apertura degli spazi. Adesso è uscito come esigenza quella di allargare gli spazi all'esterno, non incidendo sui costi, no? Delle attività che altrimenti basta mettere una tenda. Ecco, io non vorrei dire che bisognerà lavorare e fare un intervento di revisione dei bilanci delle amministrazioni in cui si vanno a capire quali possono essere le entrate che derivano da queste tasse, cercando magari di dirottarle su qualcos'altro, lasciando più libera al di là poi ovviamente dei vincoli legati alla sicurezza, eccetera, però lasciando più libera la fruizione dello spazio per le attività commerciali. Quindi mi piace pensare allo spostamento verso l'esterno, all'occupazione di spazio, ovviamente con stile vincolato, cioè non con confusione. Mi piacerebbe rivedere i mercati nei centri storici, però anche qui presentati in un certo modo, che abbiano una valenza anche turistica o comunque una valenza istituzionale legata alla storia, alle proposte che vengono presentate nei mercati, l'esperienza dei mercati a chilometri zero, per esempio della Coldiretti, che sono quelli che sono rientrati in alcuni centri storici, ciao storici ad esempio a Cerea, sono esperienze estremamente positive, perché portano i produttori vicino ai consumatori, con una logica che una volta era necessario perché ci si spostava poco, oggi diventa quasi un'opportunità. È chiaro che se questo non trova nell'urbanizzazione, nella volontà di rendere fruibili certi spazi, anche a costo zero o comunque a costi assolutamente sostenibili, questo può diventare un freno. Quindi rivedere anche questo. Questa è una delle cose su cui sicuramente lavorare. E questo può fare in modo che a livello commerciale diventi attrattiva il territorio. Poi, diciamo da un punto di vista invece di strutture un po' più grandi, artigianali, industriali, al di là della crisi, ci sono delle situazioni anche qui che possono avere ancora bisogno, che possono avere interesse ad espandersi. Chiaramente qui l'impatto visivo, urbano e l'impatto anche di volumetria è importante, quindi va visto con un pochino più di attenzione per mantenere comunque i nostri territori in maniera anche bella, perché non sono belli o sono stati rovinati in anni di un po' di sviluppo, se vogliamo, che a volte è selvaggio, però ha dato sviluppo, ha dato benessere, però adesso forse è il caso di cominciare a non aggiungere ulteriore confusione. Però ecco, il fatto di essere in pianura, il fatto di avere, qui vado forse un po' contro quello che può essere il pensiero comune, no? Una viabilità tutto sommato buona, non voglio dire ottima, ma tutto sommato buona. Parlo come viabilità in senso strutturale. Poi che la 434 sia una strada che fa veramente pietà e che grida vendetta, questo purtroppo è così. Però di per sé la 434 è il veicolo che ha creato lo sviluppo del territorio della Bassa negli ultimi 20 anni. Non c'è niente da fare. Lungo quella strada lì si sono spostate e hanno aperto delle realtà anche industriali importanti, o sono rimaste, altrimenti sarebbero andate via. Poi ovviamente c'è la parte della strada regionale 10, che ancora, anche questa se ne parla da tanti anni, e purtroppo se vogliamo pensare a chiusure del centro storico per creare attività di animazione, dobbiamo deviare soprattutto nella zona di Cerea, Casaleone, Bovolone e Sanguinetto,
pratica la strada che passa da Padova e va verso Mantova, no? Trovare il modo per avere un territorio un pochino più fruibile, bisogna trovare un'alternativa al traffico pesante su quella strada lì, e questo è un grosso limite da un certo punto di vista. Se ne parla da tanti anni, sembra che oggi si stia muovendo qualcosa, speriamo, perché ormai una volta si diceva non chiudermi la strada, perché se mi chiudi la strada perdo commerci, no? In realtà credo che anche oggi i nostri commercianti, le nostre attività economiche si sono rese conto che non è più così. Intanto perché ormai il traffico è solo un traffico di attraversamento, che se vogliamo ha quasi esclusivamente un impatto negativo sul dover rifare l'asfaltatura delle strade ogni tot. Ma poi dal punto di vista di ritorno economico, sì, forse qualcuno si ferma a mangiare o a dormire, ma la vedo molto difficile. Più che altro un percorso che potrebbe essere valorizzato in modo diverso, con di fuoriporta, magari strade più al veloce scorrimento potrebbero portare del turismo di attraversamento, che poi potrebbe trovare, se opportunamente comunicato, motivo di, sai, quando esci per trovare qualcosa di diverso, magari esci di 5 chilometri e trovi un mondo magari rurale, antico. Ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe è vedere delle belle corti rurali, delle belle aziende agricole che siano presentabili e che si presentino, e che siano anche queste fattori di attrazione per un certo tipo di turismo e anche un certo tipo di viaggiatore. Per cui potenzialità ce ne sono. Perché uno si deve spostare qua? Allora, se offriamo un'opportunità di collocazione e derivante dalla fruibilità dei nostri centri storici, e che quindi porta gente a unite attività di animazione che possono portare interesse, allora io credo che qualche nuova attività possa crescere o migliorare o evolvere qualcosa di esistente. E quindi i punti di forza dipendono un po' da quello che sapremo costruire in questi anni, nei prossimi anni, da un lato nella ridefinizione complessiva dell'immagine e della fruibilità dei nostri territori commerciali, dall'altro attività di animazione, di supporto ai commercianti perché possano fare rete e possano presentarsi con una loro identità. Ecco, perché la cosa che deve essere diversa dagli altri è l'identità, devi essere riconoscibile, devi avere qualcosa in più. Noi sappiamo che alcune attività commerciali di Povolone, di Ciarea, di Sanguineto, di Casaleone hanno un'attrattività verso anche la città. Ci sono dei clienti dalla città che vanno in negozi specifici, lo sappiamo. Possiamo dire anche chi sono, ma non lo diciamo per non fare pubblicità. Ma non solo, ma anche dalla zona di Rovigo, per esempio. La zona di Rovigo, la zona il circondario, diciamo, verso sud, è un'area che anche questa può avere dell'interesse anche verso Mantova. Pensiamo al confine col Mantovano, no? Nella zona che va da Nogara, poi va verso Casteldario, tutta quella zona che può gravitare verso Mantova, la zona del nord che gravita verso Verona, e la zona del sud che non gravita, perché Rovigo purtroppo, perché è una bella città, ma non ha grande attrattività, Verona e Mantova, però ce l'ha. Ma comunque diciamo che in questa zona c'è la possibilità di attrarre. È chiaro che dobbiamo fare delle proposte che siano, non voglio dire uniche, ma comunque che abbiano un senso. Allora, ecco, che 10 km, 15 km, 20 km oggi sono facilmente superabili. Ecco, io ti auguro che non si rischi di rompere il cerchione della macchina mentre si arriva su tramite la 4x4, perché dopo non voglio dire prendere le multe, perché anche questo è un altro nota dolente, però poi se uno corre è chiaro che le multe la prende. Però il problema è che tante volte, caspita, ti trovi a andare a zig-zag per la strada, per cui ecco, questo magari sarebbe una cosa da risolvere in maniera veloce. Auguro al distretto e a te tutto un grande futuro, perché come dice lo slogan della pagina, soltanto un'economia forte garantisce il futuro migliore, e questi 4 paesi meritano un grande futuro. Ti ringrazio per la tua disponibilità, un in bocca al lupo a tutte le attività commerciali,
rinnovo l'invito a tutti quelli che ci hanno seguito a domani sera. Domani sera parleremo di birra artigianale, una realtà molto presente nella nostra provincia di Verona. Quindi grazie ancora Matteo, un arrivederci a tutti. Ecco, io mi prenoto, il mio mandato, insomma, l'incarico scadrà alla fine del 2021, quindi mi prenoto a un tuo invito alla fine del 2021 per fare il punto e che cosa abbiamo. Rifacciamo le 4 domande e vediamo che cosa è successo, se sei d'accordo. Ma magari lo faremo anche il prossimo inverno, vediamo, dai. Vabbè, per parlare della bassa. Ok, esatto. Va bene. Grazie, io ringrazio a tutti, auguro a tutti una buona serata e arrivederci a domani. Grazie a tutti, arrivederci.